Mercoledì 24 luglio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano ci porta a Cortina da un pezzo, attimi di terrore in funivia, guasto in una cabina con 30 persone a bordo, è piombata giù, poi è rimasta sospesa nel vuoto. Passeggeri sotto shock alla stazione della Tofana di Mezzo, siamo a Cortina d'Ampezzo, c'era gente che piangeva e urlava, i gestori, si è bruciato un fusibile. Terrore sulle Tofane, un guasto alla funivia che collega Ravalles alla Tofana di Mezzo, manda nel panico 30 turisti, la cabina si è sganciata violentemente dalla stazione di partenza, piombando giù, poi è rimasta sospesa nel vuoto con i passeggeri terrorizzati. Tra urla e pianti, i passeggeri portati poi in salvo. Il guasto è stato causato dal temporale che ha bruciato un fusibile della funivia. L'approfondimento di Michieli lo troveremo da pagina 28 a pagina 29. La crisi climatica, l'Alto Adriatico è caldissimo, l'ARPA certifica sfiorati i 30 gradi, l'approfondimento di Berlinghieri lo troverete a pagina 12. Un voto normativo, altro richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, possibili rimborsi delle rette RSA, la Regione chiede aiuto allo Stato, l'approfondimento di Passerini a pagina 11. Nelle cronache, l'autorità di bacino frena, sul progetto Terna servono integrazione e confronto, rinviata la conferenza dei servizi, l'approfondimento di Alessia Forzina a pagina 17. Feltrino, diga del Vanoi, in Consiglio regionale linea morbida, approvata mozione che non stoppa il progetto, l'approfondimento a pagina 21. E ancora da Cortina, case per lavoratori all'ex villaggio dell'Eni, nuovi alloggi con affitti calmierati, l'approfondimento di Segafredo a pagina 27. La fotografia di copertina invece è dedicata ad Alessandro Rudatis, l'alpinista fuori dagli schemi, sarà uno dei premiati sabato con il Pelmo d'Oro, arrampicare vuol dire sfidare sempre se stessi, questa è la sua dichiarazione. L'Agordino ha iniziato giovanissimo, a 14 anni, aveva già rischiato la vita senza social, senza limiti, l'approfondimento di Marcella Corrà a pagina 19. E per quanto riguarda lo sport, il personaggio è di Laggio di Cadore, Maurizio il meccanico personale di Pogacar, un luglio in giallo per Maurizio Darin Zanco, al suo primo Tour de France il tecnico di Laggio di Cadore fa centro dietro il trionfo di Tadej Pogacar. Infatti c'è anche il grande lavoro dello staff dell'UAE, un gruppo che comprende Darin e Zanco, l'approfondimento di Ilario Tancon a pagina 36. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda la diga del Vanoi, Fonzaso a rischio. Questo è il titolo a piena pagina. Secondo il progetto, se l'opera crollasse sarebbe il primo paese a essere allagato. Pericolo di collasso anche sul Corlo. Nell'ipotesi più catastrofica sarebbero coperti d'acqua molti centri abitati lungo l'asse del Brenta fino a Bassano. Continua la discussione sul progetto Vanoi che ieri ha animato anche il Consiglio regionale. La politica si interroga e si spacca, il territorio si oppone fermamente. A spaventare più di tutto però il fatto che le cose possano andare a finire male. Nelle carte la simulazione del crollo della diga, dove emerge che dal Vanoi l'onda arriverebbe al Corlo in 40 minuti, provocando allagamenti significativi a Fonzaso. Se anche i 48.000 metri cubi al secondo in uscita dalla diga del Vanoi si riducessero nel tragitto fino ad Arsier, arrivando a 10.000, sarebbero comunque oltre i limiti e anche il Corlo collasserebbe. L'approfondimento di Tramontin a pagina 2. La foto di copertina ci porta a Roccapietore, volontari al lavoro con motoseghe e pale. Marmolada, l'area storica ripulita da 5 metri di neve. L'impresa, la Marmolada, si ripresenta quest'anno con il suo grande fascino grazie al lavoro dei volontari che con motoseghe e pale hanno liberato dalla neve ancora alta anche 5 metri la zona monumentale del Serauta, che ora è aperta al pubblico. L'approfondimento di Fontanive a pagina 9. Extracanoni idrici per comuni RSA, 18 milioni all'anno, la provincia batte cassa, Bortoluzzi, consigliere provinciale, soldi fondamentali per il territorio. E una brutta notizia invece ci porta a Feltre, sempre meno bambini, l'asilo di Vellai deve chiudere. Chiude la scuola dell'infanzia di Vellai, gli iscritti infatti sono troppo pochi e non permettono la sopravvivenza del plesso, che chiuderà quindi i battenti. I bambini che attualmente frequentano quella scuola saranno trasferiti al vicino asilo del Pasquero, dove verrà creata una sezione distaccata, graziata invece la scuola dell'infanzia di Vignui, anch'essa con numeri di iscritti molto bassi.
Per il prossimo anno scolastico, spiega il vice sindaco con delega all'istruzione Claudio Dalla Palma, abbiamo avuto solamente 13 iscritti per la scuola dell'infanzia di Vella e l'approfondimento di Scarton lo troveremo a pagina 9. Altro richiamo che abbiamo trovato anche sulla prima pagina del Corriere delle Alpi: ristrutturazione all'ex villaggio Eni, ormai quasi pronti 45 appartamenti. E ancora Belluno, pastasciutta antifascista, il comune fa dietro fronte, l'approfondimento di Federica Fanta a pagina 4. Feltre, il Paglio finisce in Consiglio regionale. L'approfondimento di Dallò a pagina 7. E ancora sport, stavolta è vero, il feltrino Toniolo approda nel calcio professionistico con l'Arzignano. L'approfondimento di Collavino lo troverete a pagina 11, cultura, estate, tempo di festival da Sette Ville a Sappada. E ancora dallo sport calcio, nazionale sindaci, il record di Roberto Padrin, sindaco del comune di Longarone, 153 gol in 153 partite. Fra 10 giorni a Borgo Valbelluna la presentazione del libro sul torneo Comiotto e poi la sfida con il Busana Group che compie 20 anni. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 2, l'acqua e il territorio, diga del Vanoi, Fonzaso allagata subito dopo il crollo, la simulazione nei faldoni del piano per la costruzione dell'invaso feltrino, dam break, un'altra ipotesi è quella del collasso dell'impianto del collo e vediamo in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, la simulazione nelle carte, lo scenario del collasso della diga che appunto vediamo andrebbe ad allagare il comune di Fonzaso. Nell'ipotesi più catastrofica, coperti d'acqua centri abitati lungo il Brenta fino a Bassano. Il progetto divide il Consiglio regionale, passa al monitoraggio progettazione, in discussione la mozione della maggioranza, assente l'assessore regionale bellunese Bottaccine, le opposizioni a coda di paglia. Siamo a pagina 3, canoni idrici da pagare, la provincia batte cassa, il consigliere Bortoluzzi, sono soldi fondamentali per il nostro territorio, da Venezia dovrebbero arrivare come promesso bene 18,4 milioni di euro ogni anno. Il presidente della provincia Roberto Padrini, i comuni e le case di riposo da tempo chiedono le risposte, la monetizzazione è stata decretata per legge predisponendo delle precise tabelle. Continui attacchi, ma non è la regione che vuole l'opera, lo dicono i documenti, la consigliera respinge al mittente le accuse, il progetto porta la sigla del governo Renzi in questo caso. Altra notizia riferita sempre a, diamo uno sguardo a questo articolo, riguarda sempre appunto la diga del Vanoi. Vediamo in questo scatto, perché si sta guardando da Facebook o YouTube, la consigliera regionale Silvia Cestaro ieri a Palazzo Ferro Fini. Dal capoluogo, pagina 4, prima il patrocinio alla pastasciutta antifascista, poi il dietrofront. L'adesione pensando di partecipare a un convegno sul sociale, il sindaco Oscar De Pellegrin, non ci andrò, scriverò una lettera. E ancora solidarietà, oltre 12.000 km all'anno, nel garage di Stacco un nuovo mezzo, notizia che riguarda in questo caso il comitato d'intesa e la sua opera per quanto riguarda il trasporto di persone anziane o in difficoltà. Gli esami Matteo, Demi e Samuel, Tris di Centini all'ITS Academy, sono 19 gli iscritti che hanno ottenuto la maturità per il triennio 2022-2024, 2.000 le ore di corso anche nelle aziende. Sempre dal capoluogo, piano asfalti, 600.000 euro per 23 vie, i lavori inizieranno a settembre e interesseranno strade nel Castionese, Chiesurazza, Mussoe, Salci. Il sindaco dei Pellegrini parla di intervento corposo fra 2023 e 2024, investito circa 1 milione di euro. E ancora dal capoluogo, corrono troppo, scatta la zona 30, il tratto di strada tra via Veneggia e nuovo attraversamento pedonale all'incrocio tra via Venezia e via Bettio. Il tesoro, la madre profuga, ora è al Fulcis, dono della famiglia della San Martini. L'approfondimento a firma di Dino Britta vi aspetta a pagina 5 del Gazzettino di Belluno. Notizie di carattere regionale, ma che interessano sempre il territorio bellunese e prettamente il comune di Feltre. Il Consiglio regionale presentato il palio a onorare la manifestazione ieri a Palazzo Ferrofini, il presidente Roberto Ciambetti e il consigliere Puppato. Il responsabile Eugenio Tamburrino, per noi un onore, l'assessore Zatta, è un momento che coinvolge la città. E sempre da Feltre il sindaco Maccagnan, assessore in Unione Montana, sindaco in questo caso del comune di Lamon. Siamo sempre a Feltre, notizia che ha avuto un richiamo dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, pochi iscritti, a Vellai l'asilo chiude, l'assessore Claudio Dalla Palma, d'accordo con i genitori e i docenti abbiamo optato per salvare i Vignui, una parte dei bambini sarà trasferita alla vicina materna di Pasquer, plesso moderno e all'avanguardia didatticamente. Pedavena con l'auto contro un negozio di frutta sfonda il vetro e se ne va a casa.
E adesso la notizia che ha aperto come foto di copertina: motoseghe e pale per liberare l'area del Serauta, 5 metri di neve. I volontari guidati da Attilio Bressan hanno ripulito la zona monumentale della Marmolada, che ora è aperta al pubblico. E vediamo in questo scatto Attilio Bressan con gli altri volontari sulla Marmolada, all'opera proprio per liberare i sentieri da questi metri di neve. Lo abbiamo sentito, ben 5 metri di neve. Sfalcia il colle e scivola sul pendio, anziano in elicottero all'ospedale. Il fatto è avvenuto a Borgo Valbelluna. E sempre da Borgo Valbelluna, nazionale dei sindaci, partita storica con il Busana Group, guidata da Padrine, 153 gol in 153 match, scenderà in campo a fare il 3 agosto un libro sui 55 anni del torneo Comiotto. Siamo a Borca di Cadore, Residence Court delle Dolomiti, quasi pronti 45 appartamenti. La ristrutturazione è costata 1 milione rispetto ai criteri della soprintendenza e i principi dell'architetto Gellner. A Oronzo di Cadore, crisi tra Lazio e Comune, per l'Aquila Olimpia tutto continua come sempre. Il sindaco non vuole che si debba sostenere ancora le spese del ritiro, 300.000 euro, una tradizione giunta ormai al 17° anno. Santo Stefano, il Comelico a Parigi, grazie alla DBA Group, l'azienda che ha sede proprio dove è nata, sponsorizza la squadra azzurra di judo, lotta, karate e arti marziali. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina 17, slitta la decisione sul progetto Terna, l'autorità di bacino ha sollevato criticità, i comuni tranne Soverzene e la provincia volevano il rinvio della conferenza dei servizi, serve un tavolo di confronto, l'articolo a firma di Alessia Forzin, cambia il parere del Ministero della Cultura, ora è favorevole. Burigo è sereno, sindaco del comune di Soverzene, iter avviato, altri nodi si discutono altrove. Il sindaco di Soverzene spinge per lo spostamento dei tralicci, aspettiamo da 30 anni, non si può cancellare tutto il lavoro fatto. Continuiamo con le notizie che troviamo a pagina 19, Rudatis, quell'uomo che sussurra alle pareti no social, no limits e le vie non le conto. L'Agordino scelto per alpinismo in attività e fuori dagli standard. Il primo incidente a 14 anni, l'amicizia degli scalatori, l'amore per i monti. L'intervista è a firma di Marcella Corrà e appunto interessa Alessandro Rudatis, che sarà premiato questo sabato per quanto riguarda l'edizione 2024 del Pelmo d'Oro. Manutenzioni, il comune sistema le strade cittadine, nel piano asfalti 23 interventi, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo con Feltre di Gavanoi, linea morbida a Venezia, il PD manca il coraggio per dire no, la consigliera leghista chiediamo chiarezza e rispetto per le idee dei territori interessati, Ostanel bocciato il mio emendamento, non vogliono cassare questa opera. Siamo a pagina 22, la manifestazione di inizio agosto, Feltre, area di Paglio in città, a Pra del Moro sistemati la pista e gli steccati interni, ieri al lavoro un trattore per rendere più sicuro l'anello, confermata l'equipe veterinaria, cambia il tiraggio del canapo. Sabato alle 18 via le cerimonie e poi in serata la sfida delle Cernide. Continuiamo con pagina 23, Carenzoni e Sanguinazzi, la fusione ormai a un passo, il problema legato alle nuove assunzioni spinge verso questa ipotesi, Gorza è l'unica soluzione, attendiamo il parere vincolante della diocesi. L'opera pubblica, le ruspe in azione a Fonzaso, raso al suolo l'ex bar Biglia. E da Serena del Grappa, Serena, appello della minoranza, sedute in diretta streaming. Santi, Pellencini e Valente presentano 2 mozioni stasera in consiglio, no ai fondi di confine per la pista di bob, noi pronti a collaborare. Sedico, caso EFCO, i lavoratori difendono l'azienda dopo il malore di un dipendente per un rimprovero e la condanna dei sindacati, la lettera dei colleghi in direzione contraria. Borgo Valbelluna si rovescia la falciatrice, ne viene travolto, Rigo finisce in ospedale. E continuiamo con pagina 25, a Ponte nelle Alpi, bilancio, ambiente e sociale vanno affidati a un assessore. L'opposizione critica le scelte sugli incarichi di giunta della sindaca Levorato, decisioni incomprensibili su temi fondamentali per la vita del comune. Longarone, notizia di spalle, un nuovo arrivo per i percorsi della memoria. E ancora Ponte nelle Alpi, PD contro Levorato sulle manutenzioni.
Altra notizia da Ponte nelle Alpi, una domenica di corsa con il Frusseda 3, l'appuntamento è per domenica 28 luglio. Val di Zoldo, tutti gli appuntamenti con il cinema e la musica vi aspettano a pagina 25. E adesso spostiamoci a Rocca Pietore, il diario di un sindaco. De Bernardini racconta 20 anni in comune e ora torno alla storia. Il primo cittadino di Rocca Pietore racconta la sua esperienza, 5 anni come consigliere e altri 15 alla guida del paese. Alleghe Agordo, 2 consigli, bilanci e variazioni sugli scranni di Alleghe dell'Unione Montana. E ancora da Agordo, carrello della spesa Luxottica, scelta tra 4 ma fino al 31 di luglio. Siamo a Cortina, Borca di Cadore, precisamente all'ex villaggio Eni Case per i lavoratori, l'investimento a favore del territorio. La proprietà sta ultimando lavori per €1 milione e offrirà 45 appartamenti in affitto a prezzi sostenibili. E adesso la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi: terrore sulle Tofane, guasto della funivia con 30 persone a bordo, partenza violenta della cabina dalla stazione della Tofana di Mezzo, i passeggeri si sono sentiti in pericolo di vita, problema all'impianto elettrico. L'articolo a firma di Alessandro Micheli. Terrore sulle Tofane, un guasto alla funivia che collega Ravalles alla Tofana di Mezzo manda nel panico 30 turisti. La cabina infatti si è sganciata violentemente dalla stazione di partenza, dando la sensazione di caduta nel vuoto e facendo temere il peggio ai passeggeri. È successo domenica quando un gruppo di persone di circa il 70% di origine straniera si accingeva a prendere le funivie della Freccia del Cielo che dal centro di Cortina portano fino alla Tofana di Mezzo. Un percorso intervallato da 2 tappe intermedie a Col Druchet, 1778 metri, e Ravalles 2470, che permettono di ammirare i panorami mozzafiato della Conca Ampezzana stazionando nei pressi dei rifugi delle piste da sci. Erano le 16 quando, nella fase di discesa dalla stazione della Tofana di Mezzo, 3.244 metri, la funivia con a bordo 30 passeggeri si è sganciata dalla stazione di partenza in maniera violenta a causa di un guasto all'impianto elettrico che avrebbe disturbato i segnali di comando. A quel punto, per arrestare la corsa della funivia, si è azionato il freno d'emergenza che ha fatto oscillare bruscamente la cabina, mandando completamente in tilt i 30 passeggeri a bordo. Nel panico generale, tra pianti e videochiamate di disperazione, l'addetto ai comandi presente in cabina avrebbe rassicurato i passeggeri dicendo che erano in corso verifiche e che sarebbe stato attivato il secondo motore per riportarli alla base della stazione della Tofana di Mezzo. Ma secondo le testimonianze il guasto si sarebbe ripresentato altre 2 volte, dando quella sensazione di caduta nel vuoto ai passeggeri che a quel punto avrebbero temuto per la propria incolumità. Nella concitazione del momento la cabina avrebbe urtato contro gli ammortizzatori respingenti, secondo gli addetti della Freccia nel Cielo, ovvero delle molle che servono appunto a evitare che la cabina vada a urtare contro strutture metalliche o rocce in caso di eventi speciali. Attivato il secondo motore da parte dei tecnici della società che gestisce gli impianti, i passeggeri sono stati riportati lentamente all'interno della stazione della Tofana di Mezzo e messi in sicurezza. Ed ecco la cabina coinvolta nell'incidente per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube e il panorama che si può ammirare appunto dalla Tofana di Mezzo. La storia, inaugurata nell'inverno 1971 e trasformata per i mondiali. Dallo stadio olimpico si arriva a Col Druchet, poi a Ravalles e infine a 3.244 metri in un tempo di poco meno di 14 minuti. Si è sganciata a peso morto, poi è partito l'effetto gondola. Un testimone che nel momento del guasto si trovava a bordo racconta la sua esperienza: ho visto persone disperate fare videochiamate ai parenti, qualcuno piangeva e tremava. Rimoldi mai stati a rischio, il temporale ha interferito, il responsabile impianti di risalita della Freccia nel Cielo spiega i fatti: i collaudi si fanno all'inizio di ogni stagione, seguita la prassi. Facendo delle verifiche abbiamo riscontrato un'anomalia tecnica, i segnali erano disturbati, c'era molta elettricità nell'area che ha inciso. Questa è la dichiarazione di Roberto Rimoldi, responsabile impianti a fune Freccia nel Cielo. Passiamo alla rubrica Cultura e Società. Venezia 81, l'Italia nuova al Lido con Hollywood. Sono 21 i titoli in concorso per il Leone d'Oro, 5 per il nostro paese. Erotismo, guerra e famiglia tra i temi. Occhio alla durata, i film sono molto lunghi. Butta fuoco, il cinema è tutto e, come diceva Fellini, la sala grande è un esame di maturità. Continuiamo con la rubrica Giorno e Notte, le mascherate dolomitiche vanno a caccia del sigillo UNESCO. L'iniziativa del Museo di Borgo Piave si sta allargando al Trentino e al Friuli. L'idea del gemellaggio è stata lanciata lo scorso weekend a Canale d'Agordo. Musica, è uscito Tra 20 anni, il nuovo singolo di Cristina e Valerio. E continuiamo con il personaggio, la danza in aria di Alice, Così trovo il benessere. Coreografia mozzafiato nei giorni scorsi dal ponte che sovrasta il lago del Mis. Mi piace mettere sulla musica e lasciarmi trasportare dal flusso. Ed ecco
ecco appunto la danza della ginnasta Alice De Franceschi in Valle del Mis. Sport, calcio, Serie D, dal Senegal il secondo portiere, la Dolomiti punta su Mbaye, classe 2004, è alto quasi 2 metri, sono abile con i piedi piuttosto rigoroso, il DS Torresin, abbiamo preso giocatori che credono nel nostro progetto. Pallavolo femminile, SB Volley avanti tutta in Serie C, sogno un po' l'unico bellunese. Motori, domani passerella in centro Belluno, la 50esima Alpe del Nevegal raggiunge l'obiettivo, gli iscritti sono 200. E sullo sloveno il fantastico tour di Darin Zanco, la bici di Pogacar, basta sia leggera, notizia che riguarda un personaggio bellunese del mondo dello sport, delle 2 ruote, del mondo delle bici, e di Laggio di Cadore, il capo meccanico del team UAE, incredibile le ultime 3 tappe, che emoziona la festa finale. L'intervista a firma di Ilario Tancon vi aspetta a pagina 36. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo da parzialmente nuvoloso a sereno o poco nuvoloso. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.